Con una prova di grande carattere in 10 uomini per oltre 70 minuti, la Nebros batte l'ex capolista Real Siracusa scavalcandole in classifica e portandosi a 2 soli punti dal primato, occupato adesso dal Modica. La squadra di Perdicucci approccia bene al match sfiorando il vantaggio per 2 volte, al sesto con Rando, il cui pallonetto si perde di poco al lato, e poi con Ancione che su calcio piazzato sfiora il bersaglio grosso. I locali però fanno centro al terzo tentativo quando al minuto 20 Pontini ribadisce in rete il tiro di Rando facendo gioire i propri tifosi e firmando così la sua prima rete stagionale. Nebros che avrebbe 5 minuti dopo la chance del raddoppio, ma il servizio di Rando per Pontini risulta impreciso. Locali che alla mezz'ora reclamano anche per un possibile rigore sempre su Pontini, ma il signor Fede lascia giocare e sul proseguo dell'azione i padroni di casa rimangono anche in 10 uomini per il doppio giallo che il fischietto di Rossano mostra a Fragapane che commette fallo su Frittitta, lasciando di fatto i suoi con l'inferiorità numerica. Il Real Siracusa tenta subito di approfittarne e al 39esimo il sinistro di Quarto non trova la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che i biancorossi centrano però nella ripresa con Frittitta che al 57esimo si invola in aria dopo la prima respinta di Mainè e lesto a ribadire in rete il pallone che vale il pareggio e il suo terzo centro in campionato, il quinto stagionale. Ma è una gioia che dura poco per gli ospiti, infatti 3 minuti più tardi la Nebros rimette la testa avanti quando l'inossidabile Assenzio spalle alla porta si gira e calcia col sinistro facendo così Nebros 2 Real Siracusa 1 e per il classe 87 di casa è la quarta rete consecutiva in 3 partite giocate, la quinta stagionale. Locali che al 73esimo la potrebbero chiudere ma né Travaglia né Di Vita riescono a deviare in rete il cross di Camarà. Poi nel finale il Real Siracusa tenta il forcing disperato con Frittitta che di tacco su angolo sfiora di un soffio il palo e Miraglia che al 91esimo col destro manda di pochissimo alla sinistra del portiere. La Nebros sale in classifica quota 7 punti e si porta al secondo posto, mentre il Real Siracusa rimane fermo a 6 e conosce la prima sconfitta del campionato.